Due 22enni arrestati per spaccio, originari rispettivamente del Veneziano e della Castellana, altri 3 spacciatori denunciati, 6 assuntori segnalati alla prefettura. Sequestrate le droghe più varie, cocaina, hashish, marijuana, ecstasy, chetamina. È il risultato del blitz condotto sabato notte dai carabinieri alla discoteca Urban Club alla Baita al Lago di Castelfranco, già salita alle cronache nei giorni scorsi per una presunta violenza sessuale su una quindicenne. Una vasta operazione antidroga da parte della compagnia dei carabinieri di Castelfranco. Oltre 60 i militari impegnati nella notte di ieri in un'operazione di controllo di polizia all'interno della discoteca Baita al Lago di Castelfranco e anche grazie all'ausilio di 2 cani antidroga siamo riusciti a recuperare oltre 2 etti di droga. In corso l'altra notte una festa con 1600 ragazzi richiamati da tutto il Veneto dalla presenza di un noto DJ. Militari in borghese hanno tenuto sott'occhio la serata, poi il blitz con cani antidroga, NAS e uomini dell'Ispettorato del Lavoro. Per quanto ci riguarda, queste operazioni di polizia non devono essere un vanto, ma un campanello di allarme. Per la discoteca si profilano pesanti conseguenze. Proponiamo la sospensione dell'esercizio e sicuramente nel giro di pochi giorni arriverà il provvedimento di chiusura della Baita al Lago.